Oggi siamo qui a Scoop, che è praticamente l'incontro del mondo delle cooperative, e anche nel territorio del Conegliano Valdobbiadene le cooperative hanno avuto un ruolo veramente fondamentale e sociale, perché tengono insieme una proprietà viticola molto frammentata, a volte proprio di 1000-2000 metri quadri, la quale, se non avesse un servizio offerto attraverso appunto il sistema cooperativo di assistenza tecnica, di sbocco commerciale, di gestione di tutte le pratiche burocratiche, non riuscirebbe a sopravvivere. Quindi la cooperativa, e ne abbiamo 3 appunto nel Conegliano Valdobbiadene, tenendo insieme questo sistema frammentato, fa sì che venga tenuto in ordine anche tutto il territorio UNESCO, perché ovviamente questi operatori continuano a fare molto bene il loro lavoro senza doversi preoccupare di tutta la questione burocratica e commerciale.